Cari telespettatori, buona giornata. Siamo con voi, siamo in diretta anche oggi e come ieri cavalchiamo il filone delle aziende e delle possibilità e delle opportunità che ci possono essere, invece che di affossarsi o decrescere, di trovare delle ottime vie d'uscita e quindi per sollevarsi e naturalmente poter avere uno sviluppo. Sviluppo vuol dire opportunità occupazionali, vuol dire crescita, vuol dire soprattutto uscire dal tunnel, non solo per l'azienda stessa ma per il contesto socio-economico nella quale questa converge e opera. E allora cerchiamo di vedere in positivo, come giustamente molti di voi ci hanno sollecitato. Per farlo abbiamo due protagonisti quest'oggi. Allora, ben arrivato a Luca Felletti, vice direttore generale Veneto Sviluppo, grazie di essere qui con noi. Lorenzo Gottin, amministratore delegato di Develon, grazie anche a lei. Grazie, buongiorno. Allora, chi sono costoro? Di che cosa ci parleranno? Beh, partiremo dalla conoscenza di queste... Allora, io dico ente, poi io naturalmente verrò giustamente corretta, però per far capire che cosa c'è nell'intendere comune. Cioè Veneto Sviluppo, come si propone, che cosa fa sostanzialmente, che tipo di aiuto e supporto può dare alle aziende. Quando uno sente Veneto Sviluppo immagina qualcosa di regionale che porta verso lo sviluppo le aziende, le accompagna, ma in che termini? E quindi vedremo che cosa ci sta dietro e in che modo Veneto Sviluppo si è accompagnata e ha stretto la mano, una mano anche importante, capiremo come, con Develon. E Develon che cos'è? Perché attenzione che è molto interessante capire come nasce, come cresce, qual è il core business, i core business di Develon e soprattutto, visto che abbiamo l'amministratore delegato che è una figura anche molto frizzante, giovane, che tipo di azienda. E quindi parleremo anche di occupazione, parleremo di giovani, parleremo di nuove opportunità. E qui naturalmente sappiamo che andiamo a cogliere nel segno le richieste di moltissimi di voi, anche non giovani, perché vabbè, se una delle idee innovative può incontrare ugualmente delle occasioni significative, ma vedremo di scoprirlo insieme. Nel mio settore sono considerato già anziano, quindi... Vabbè, però insomma 40 anni. 40 anni, però nel mio settore sono già considerato anziano. Facciamo trasalire quei telespettatori che ci hanno chiamato ieri, che avevano 50 anni, e giustamente dicevano io sono giovane, disposta ad andare anche in capo al mondo pur di lavorare. Corretto. E giustamente se uno ha lo spirito vitale non può essere neanche contraddetto, per cui tiriamo su le cose. Allora, cerchiamo di capire, alcuni hanno già sentito parlare comunque di Veneto Sviluppo, senza dubbio, però non hanno compreso forse che cosa fa, cosa c'entra, la Regione che cosa c'entra. Senz'altro, un buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi Veneto Sviluppo, che è la finanziaria della Regione del Veneto, è caratterizzata per una presenza maggioritaria nell'azionariato del 51% da parte della Regione e il restante 49% è composto da soggetti privati, dai principali istituti di credito. Quindi è un'emanazione sostanzialmente di un accordo tra parte pubblica e parte privata. È una società per azioni che si occupa principalmente di supportare le aziende, diversi tipi naturalmente di supporto in funzione di quelle che sono le esigenze che oggi si stanno verificando. Sono tre sostanzialmente i principali settori nei quali noi oggi siamo impegnati ad operare, lo stiamo facendo con sforzo sapendo che abbiamo sicuramente dei margini di miglioramento in termini non solo di tempistiche ma anche di risposte ancora più puntuali. Forniamo garanzie al sistema consortile, ai consorzi fidi di garanzia che assistono regolarmente gli imprenditori attraverso gli istituti di credito. Quindi il meccanismo è creare una filiera, creare un rapporto giusto tra istituti di credito, consorzi fidi e Veneto Sviluppo che presta garanzie di natura pubblica a che gli imprenditori che oggi si trovano in difficoltà possono avere degli elementi di agevolazioni per accedere ordinariamente al credito. Gestiamo fondi di rotazione, i fondi di rotazione divisi per comparti, quelli per gli artigiani, quelli per i commercianti, quelli per gli industriali. Sono dei fondi dedicati a investimenti piuttosto che non a supporto anche della liquidità attraverso il meccanismo dell'anticrisi che consente loro, a fronte di un finanziamento avuto, di pagare meno interessi nei confronti dell'istituto di credito che li ha finanziati. E poi abbiamo un terzo filone di operatività. Piano piano questo, perché questo può interessare moltissimo. Assolutamente. Aziende che magari hanno bisogno di una certa liquidità e quindi qui abbiamo la marea delle piccole e medie aziende del nostro territorio e che si vedono chiudere la porta per esempio della banca.
cercano altre strade, altre vie. Io mi raccomando, come sempre, vie lecite, non fidatevi del privato cittadino che vi fa finanziamenti di qualsiasi genere, poi sapete dove andate a parare, ne abbiamo parlato più volte, quindi attenzione. Di istituti di finanziarie. Che differenza c'è quindi tra Veneto Sviluppo, che propongono ovviamente dei fondi, quindi c'è a un certo punto di ammortizzare, semplicizzando proprio al massimo, mi corregga se è un errore, ammortizzare i costi di questo finanziamento, e quindi gli interessi che normalmente sono anche molto molto alti, con l'adesione a un certo tipo di fondo, no, che porta quindi ad abbattere un po' questi costi. Che differenza c'è tra la finanziaria pinca pallina, che magari va direttamente a bussare alle porte dell'imprenditore perché sa benissimo che gli imprenditori che ne hanno bisogno, guarda caso, oppure voi che magari non andate a bussare alle porte dell'imprenditore, mi pare di aver capito, o sì. forse adesso comincerete anche a farlo per far conoscere che cosa è la vostra offerta, ma forse in termini diversi, visto che c'è la partecipazione dobbiamo regionale. distinguere i due livelli di interazione dell'imprenditore. Oggi ci troviamo di fronte a degli imprenditori che sono nella capacità di accedere al credito direttamente Vabbè, ma questi non e ci questi poniamo possono problema. ulteriormente beneficiare di agevolazioni in quanto a fronte di un investimento aziendale o di necessità di effettuare delle nuove operazioni all'interno della propria azienda, possono accedere ai fondi attraverso l'istituto di credito, possono accedere ai fondi di rotazione di Veneto Sviluppo che dà che cosa? La metà di quell'investimento viene dato a tasso zero e la parte restante dell'investimento, l'ulteriore metà, ad un tasso massimo del 5%. Questo che cosa significa? Che fatto un esempio numerico esclusivamente didattico, 100.000 euro di investimento, 50 a tasso zero, i restanti 50.000 euro al tasso massimo del 5%, l'imprenditore si porta a casa il finanziamento garantito dall'istituto di credito, evidentemente che fa la valutazione del merito creditizio, a un tasso prossimo al 2,5%, che è un tasso molto distante rispetto a quelli che sono i tassi ordinari di mercato. Con rischio c'è un rischio. Però questo fa parte di una situazione, diciamo, ordinaria, cioè il soggetto che può andare in banca e che dice sono già nella condizione di essere valutato positivamente dall'istituto di credito. Questo è uno strumento ordinario che funziona bene in una situazione ordinaria di mercato. Noi oggi siamo in una fase straordinaria dove l'imprenditore va in banca e molto spesso si sente dire non sei finanziabile. A questo punto noi siamo intervenuti con un secondo provvedimento che dice poiché tu imprenditore che stai dedicando tante ore della tua giornata al lavoro e che magari nel recente passato hai peccato in termini di programmazione finanziaria, innanzitutto hai la necessità di affidarti ad una serie di soggetti, consulenti, commercialisti, associazioni di categoria che guardino esattamente i tuoi numeri, i tuoi conti e ti supportino realmente. Quindi attenzione alla programmazione finanziaria. Ma quello che stiamo dicendo loro è, bene, se l'istituto di credito necessita di un'ulteriore garanzia che sia funzionale a far sì che tu abbia il prestito, che riguarda la liquidità, piuttosto che non allungare il piano di un debito già esistente, cioè un mutuo già esistente, o mettere assieme tanti piccoli debiti per pagare meno tasso di interesse, a questo punto Veneto Sviluppo rilascia delle garanzie dedicate, specifiche, attraverso i consorzi fidi di garanzia, in modo tale che l'imprenditore possa essere agevolato, supportato e aiutato in questa nuova iniziativa imprenditoriale, che non riguarda necessariamente un investimento, può riguardare anche situazioni di liquidità relative a degli investimenti già effettuati. È un meccanismo che consente loro di dire in questo momento non hai la soluzione di tutti i problemi, ma se hai una difficoltà di accesso al credito siamo nella condizione di aiutarti. Chiarissimo. Si inserisce a questo punto due parole necessarie da parte di Develon, perché forse questo è un meccanismo in cui ci siete entrati a contatto, no? Più o meno, adesso lo spieghiamo. Certo. Ma che cos'è Develon? Allora, Develon è una digital company, cioè una società che offre tutti quelli che sono i servizi rivolti alle aziende nel mondo del digitale. Il digitale oggi non è più solo il sito internet, quindi la pagina web, il digitale comprende tutta quella che è la declinazione di una strategia di comunicazione attraverso gli ormai comuni e utilizzati smartphone, tablet, e le aziende attraverso queste piattaforme, attraverso questi strumenti sono in grado di declinare o il proprio brand o il proprio prodotto. L'evoluzione oggi sempre più utilizzata è attraverso l'e-commerce, quindi commercio elettronico. Commercio elettronico, esattamente. Però non tutti sanno farlo, alcuni si arrabattano per conto loro, quindi con a volte questo è insuccessi. corretto, infatti Develon 2 anni fa ha costituito una società, si chiama Full E-Commerce SRL, e dalla parola si evince fully
full service, cioè andiamo a dare un servizio che va dalla A alla Z nel processo dell'e-commerce. Cosa significa? Significa supportare l'azienda dallo scatto fotografico del prodotto, integrarlo a quelli che sono i sistemi gestionali dell'azienda, integrarlo a tutto quello che è la scheda tecnica, la scheda di prodotto, quindi una scheda descrittiva del prodotto, per portarlo online. Portato online andiamo a promuoverlo, e questa è una cosa molto importante, dopo le vorrei spiegare la vicinanza che c'è tra l'e-commerce, il commercio elettronico e la vendita sul punto fisico. A questo punto andiamo ad integrarci con i sistemi di pagamento online, garantendo la sicurezza dei sistemi online, parliamo di PayPal, parliamo di Banca Sella, dei circuiti delle carte di credito. Quindi, attraverso la collaborazione con dei corrieri, andiamo a fare le consegne a casa. Tutto questo legato da una gestione amministrativa e da un call center in grado di supportare l'azienda anche nella gestione, in alcuni casi, del reso o del processo di vendita. Quindi siete dei partner importanti Siamo per dei la partner crescita importanti, dell'azienda, esatto. quindi già vi ponete in questo gradino qui. Esattamente, quindi affrontiamo l'e-commerce a fianco delle aziende, capendo l'importanza di trasferire nell'azienda anche un po' di cultura. Attenzione, l'e-commerce non è una cosa semplice. Molte persone dicono apro l'e-commerce e cambio le sorti della mia azienda. No, l'e-commerce richiede innanzitutto un team di persone che siano in grado di gestire l'e-commerce. Se io parlo oggi di figure come store manager, content editor, sono parole oggi non conosciute nel mercato del lavoro, all'interno di Develon, del gruppo Develon, ci sono e sono delle persone che mettiamo a disposizione. Perfetto, quindi non è che l'azienda deve ristrutturarsi completamente perché ai noi non ce la farebbe, vista la situazione attuale, a meno che non acceda a delle metodiche di sviluppo di cui abbiamo fatto cenno, poi magari approfondiremo, ma voi date questi supporti. Esattamente. Quante dipendenti avete? Quanti collaboratori? Il gruppo Develon è composto da 64 persone, sono tutte persone a tempo indeterminato, assunte a tempo indeterminato. Così come già condiviso con Luca Felletti, io le persone non le considero dipendenti, ma le considero collaboratori. Sì, collaboratori. È una cosa molto importante perché c'è una grande organizzazione all'interno dell'azienda, sono molte persone ed è complesso gestirle. E ogni persona appartiene a un team. C'è chi si occupa del mondo del digitale, quindi dello sviluppo nel mondo delle app, quindi tutto quello che è il mondo mobile. C'è chi si occupa dell'e-commerce, del commercio elettronico. C'è chi si occupa del web marketing, cioè promuovere il proprio brand o il proprio prodotto. Oggi sempre di più anche verso mercati esteri, elemento molto importante per noi. Arriviamo quindi ad avere un'organizzazione interna che è rivolta alle aziende. Il passo più importante, in quanto Develon ha una storia di 11 anni ed è questo l'elemento che ci ha avvicinato e ha permesso anche a Veneto Sviluppo di capire la nostra evoluzione. 11 anni di cammino, siamo partiti da soli, abbiamo fatto una crescita senza l'utilizzo delle banche, quindi ci siamo sempre autofinanziati. Abbiamo fatto autofinanziamento sia in quello che è la ricerca e sviluppo e soprattutto nella formazione. Un aspetto della formazione che poi assieme a Veneto Sviluppo stiamo facendo un disegno che ora vi spiegherò molto interessante. Quindi un'azienda in crescita, in un momento comunque difficile, voi avete avuto un trend proporzionalmente, forse perché anche un settore innovativo, ci sono tante strategie che hanno funzionato, insomma poi non è casuale. Sì, devo dire di sì, è un settore innovativo, è un settore che ha dei tempi di cambiamento e quindi di adeguamento e di ricerca che sono velocissimi. La nostra capacità è stata quella di cambiare nel momento giusto, e ci vuole sempre la fortuna in tutte le cose. No, l'intuito, perché la fortuna a questo punto io sorride agli arditi. Facciamo fortuna intuito, facciamo fortuna intuito. Ma a un certo punto siete arrivati ad un punto, perché qualcosa è cambiato. Che cosa è successo? Cioè, che riflessione è nata? Che punto era? È successo esattamente un anno fa, parliamo di ottobre dell'anno scorso, ho sentito la necessità di esprimere quello che l'azienda ancora non era stata in grado di esprimere, cioè una squadra composta da 64 professionisti cresciuti assieme, formati assieme, quindi c'è anche un clima aziendale, Luca ha vissuto, che trasmette grinta, gioia, emozione, voglia di ricerca, curiosità. E dentro di me ho detto perché continuare a fermarci a fornire un semplice servizio senza andare oltre. Per fare questo si traduce questa strategia solo con una parola, il tempo. Il tempo per noi è un elemento fondamentale perché i nostri competitor, soprattutto fuori dal mercato italiano e direi fuori dal mercato europeo, quello che sono le grandi big
stanno accelerando e declinando sul tessuto imprenditoriale l'utilizzo della tecnologia. In Italia, parlo del mercato nazionale, la tecnologia viene vista ancora come la nuova tecnologia, i nuovi strumenti. Non è così. Oggi, in modo, se vogliamo, ludico, utilizziamo la tecnologia perché tutti o la maggior parte, vediamo il 70% usa internet attraverso uno smartphone, abbiamo lo smartphone, ma per aspetti ludici, per andare a postare una foto, per andare a condividere un tweet. Ma la tecnologia dietro porta dei valori inseriti in un tessuto imprenditoriale di grandissima Lei dice soltanto il tempo, ma è anche, io cerco di mutuare anche quello che può essere il pensiero di alcuni che ci sentono, anche il denaro. Perché questo è indubbio. Questo è un altro aspetto. L'anno scorso ho iniziato a fare questo studio, ho tradotto un piano industriale sulla base degli 11 anni di storia e sono arrivato a presentare il piano industriale a 7 fondi. La scelta di aver presentato e condiviso e stretto questa partnership societaria con Veneto Sviluppo è dipesa da me, perché ho trovato in Veneto Sviluppo un team rappresentato. No, adesso me lo dice, cioè lei a un certo punto ha detto qua o si resta fermi dove siamo e si rischia soltanto di essere bypassati da qualche estero che magari entra, oppure facciamo il salto di qualità. Corretto. Tempi strettissimi perché non ce n'è, però mi occorrono dei finanziamenti, sostanzialmente, che è il ragionamento anche di molti imprenditori. Ricerca, innovazione, eccetera, l'avevate già al vostro interno perché c'è questo team molto giovane e motivato, però va formato continuamente, per cui c'è questa componente che richiede sempre, e quindi avete detto guardiamoci intorno. Strategia, ci sono i fondi finanziari e varie. Corretto. E qui si colloca a questo punto il nostro Veneto Sviluppo, è una di queste. Assolutamente sì, perché l'investimento da parte di Veneto Sviluppo, che è un investimento importante perché Veneto Sviluppo, ed è un'operazione importante, entra nel capitale sociale di Develon nel 25%, con un valore di 1,5 milioni di euro. Questo milione di euro... Non è anche poca cosa. Che non è poca cosa. Questo 1,5 milioni di euro deriva da una loro valutazione tecnica degli 11 anni, da un piano industriale che è stato presentato per gli anni 14-15, dove ci sono già, tra l'altro, non solo delle idee, ma ci sono anche delle concretezze, dei progetti già in atto. L'interesse e la capacità che riconosco a Veneto Sviluppo è stato quella di individuare all'interno di Develon un'azienda in grado di evolvere. L'evoluzione cosa significa? Sicuramente continuare a fare innovazione, continuare a fare formazione sul personale e andare a collocare nel mercato una capacità da parte di Develon di produrre un prodotto verso il consumatore finale. Perfetto. Allora, siccome adesso voglio sentire che cosa ne ha pensato, naturalmente Veneto Sviluppo vede questa azienda che la contatta, immagino che siate stati contattati in qualche modo, e voi come la vedete? Così si è presentata a Develon, adesso vediamo il vostro punto di vista. Però io vi lascio un attimo in suspense, quindi un attimo di interruzione, andiamo in pubblicità pochi secondi perché poi non voglio interrompere nel bel mezzo del racconto il nostro interlocutore, quindi un attimo di interruzione.